Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Antonino, buongiorno, a te la linea. Di nuovo buongiorno a te, mia cara Natalia, e ben ritrovati sulle magiche onde di Radio Libertà, amici miei, ma non dall'avventura. Io sono sempre Antonino Danna, questo è il garage dell'Alfista di oggi, sabato 16 di maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché naturalmente vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 0292947222, il telefono è aperto da ora. Allora, di che vogliamo parlare oggi? Premetto, io non c'entro niente, non ne sapevo niente, però insomma gli amici che hanno organizzato questa cosa fanno una cosa che a me piace molto, cioè dovete sapere che oggi, per chi si trova in Calabria, oggi a Vibo Valentia, ebbene sì, a Vibo Valentia ci sarà il primo raduno nazionale Alfa Romeo Autostoriche, il mito del Biscione nel salotto della storia, e in particolare questo evento è a cura del Catania Club Alfa Romeo e del GAS, il gruppo alfisti salernitani, ma poi ci sono anche, eccoli qua, Club Alfisti in Pattuglia ODV, e poi il club degli alfisti e club motostoriche Fagnano Castello. Ma abbiamo già al telefono Orazio Pennisi, che è il presidente del Catania Club Alfa Romeo, e io lo saluto. Ciao Orazio, buongiorno. Ciao Antonino, ciao, come stai? Io bene, buon viaggio intanto. Dove siete? Grazie, siamo sulla Salerno-Reggio Calabria, a circa 30 minuti dall'arrivo. Ci faremo una sosta per una visita e quindi poi proseguiremo. In questo momento siamo, come ti dicevo prima, a Rosarno, quindi ho indovinato proprio il punto. Scusate, ho il navigatore acceso. Sì, non ti preoccupare. Abbiamo indovinato il punto in cui potevamo sentirci. Sì, Senti, esatto. Orazio, intanto ribadiamo che io non c'entro niente, ma come vi è venuta l'idea di fare il raduno a Vibo Valentia? È stata innanzitutto una sfida con me stesso, perché tu sai che io non mi fermo mai, quindi ho voluto provare a fare un evento, a creare un evento a carattere nazionale. Quindi diciamo che l'organizzazione è riuscita bene, quindi ci saranno autovetture provenienti da diverse regioni d'Italia, quindi l'evento è piaciuto, le persone hanno aderito con entusiasmo. Quindi abbiamo dovuto purtroppo limitare a 120 autovetture la partecipazione, anche se abbiamo ricevuto diverse richieste, ma purtroppo non riusciamo per questioni logistiche, perché comunque Vibo, che ringrazio il comune, ringrazio l'assessore Minniti, la signora Calderone, che comunque si sono fatti in quattro per organizzare questo evento. Diciamo che Vibo non è così grande, ecco, da accettare più di queste 120 autovetture, quindi abbiamo dovuto limitare, però diciamo che è riuscito bene nell'organizzazione. Adesso vedremo nella realizzazione. A che ora cominciate e dove?
Alle 14 faremo diciamo, l'accreditamento, la puzzonatura in piazza Bippo, piazza Municipio. Sì, davanti al Da comune. lì faremo prima l'accreditamento, poi mostra statica, faremo poi un giro per le vie principali di Vibo. E stasera avremo la cena di gala con la presentazione del personale del comune di Vibo Valentia, che ripeto è stato eccezionale nell'organizzazione. E poi domani riprenderemo con nuovi accreditamenti di altre autovetture che verranno solo la domenica, e faremo Vibo Marina e un giro così tra Vibo Marina e Vibo Centro, e faremo il pranzo finale con ringraziamenti, saluti e fine manifestazione. Ecco, mangiatevi un bel tartufo di pizzo alla faccia mia. Senti, ma stai andando con la Giulia o con l'Alfa Sud Sprint che hai preso da poco? Scusatemi un attimo, perché ho il navigatore. Vediamo un attimo dove... Okay. Sì, perché nel frattempo sei in viva voce perché chiaramente sto guidando e stiamo raggiungendo il luogo del frantoio che dovremo visitare adesso. Ci hanno invitato per questa visita al frantoio Mafrica. Ah. Sì. Ma dicevamo, voglio dire, stai andando con la Giulia o con l'Alfa Sud Sprint che hai preso da poco? No, oggi sono al debutto con l'Alfa Sud Sprint veloce, la Plus, quindi devo ancora terminare il restauro, però mi sentivo di portarla al suo primo debutto in mostra statica, quindi mancano solo la revisione degli interni, ma poi la macchina è pronta già per essere esposta, quindi sentivo di portare questa e l'ho fatto. È dell'82 o mi sbaglio? È dell'82, sì, ne hanno prodotte solo 700 per il mercato italiano tra il 1981 e il 1982, stesso colore per tutte, adesso ne sono rimaste chiaramente dopo 44 anni, ne sono rimaste pochissime, quindi anche questa diventa una rarità. Cos'è, 1300 o 1500? 1500, questo è 1500 boxer. Ah, minchia, spettacolo. E come Sì. sta andando? Come sta andando la ragazza? Bene, bene, alla grande, non posso farle esprimere quello che vuole perché è ancora in rodaggio, quindi però è reattiva e bellissima da guidare. Meraviglioso. Senti Orazio, io ti lascio andare, insomma, buon viaggio e buon raduno, anche perché Grazie. stiamo cercando l'altro malfattore che ha avuto questa bella idea, Walter Marano. Non vi siete detti niente ieri sera? Sì, con Walter siamo sempre in contatto. Lui so che adesso, proprio a quest'ora, anche lui ha una visita, non so adesso di preciso di cosa si tratti, ma lui dovrebbe essere fermo in questo momento a Lago Negro. Aveva una visita Sì, al me Lago l'aveva Negro, detto quindi che andava al Lago Negro, sì, perché anche non lo loro troviamo. stavano nel viaggio con una visita, però non so di preciso di cosa stava visitando. E vabbè, tanto con l'aria in montagna si mangeranno qualcosa, dai. Sì, probabilmente anche lui con la linea telefonica lì fa fatica a raggiungerti. Orazio, ma quanti siete voi da Catania? Noi siamo partiti in 30 autovetture da Catania, siamo 58 persone e 4 ragazzini, chiamiamoli ragazzini perché se li chiami bambini si offendono. E qual è l'alfa più anziana e quella più giovane? Ma guarda, abbiamo la più anziana, credo che sia un osso di seppia, uno spider, sì, adesso sì, a mente non le ricordo tutte, sì, ma la più anziana è l'osso di seppia, la più giovane dovrebbe essere un RZ. Ah, però alti livelli, insomma, sarà
si prospetta un grande evento, direi. Diciamo che ci difendiamo. Va bene. Senti Orazio, allora intanto grazie, un abbraccio grande, fate un buon raduno, mandatemi un po' di foto così possiamo sbavare tutti quanti e niente, sentiamoci presto per nuove iniziative del Catania Club Alfa Romeo, mi raccomando. Grazie Antonino, grazie a te, un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie a te ancora. Questo era Orazio Pennisi, presidente del Catania Club Alfa Romeo, che con la sua Alfa Sud Sprint Plus del 1982, 700 esemplari prodotti, sta andando a Vibo Valentia per il raduno. Orazio Pennisi è il proprietario di una bellissima Giulia 1003 che del 1969 TI, se mal non ricordo, che è apparsa sulla prima copertina del primo numero del Garage dell'Alfista quando questo giornale era cartaceo e distribuito in edicola. Quindi è sempre un piacere. È sempre un piacere averlo con noi ed è sempre un piacere percorrere chilometri insieme a lui e a tutti gli amici del Catania Club Alfa Romeo, così come con Walter Marano del GAS, gruppo Alfisti Salernitani, e anche lui è anche presidente del club Araba Phoenix di Battipaglia. Natalia, guarda, facciamo un ultimo tentativo, vediamo tra qualche minuto se riusciamo a beccare Walter. Quindi, per chi si trovasse in Calabria, avesse voglia di fare una sgambata con la propria Alfa, certo, sono già 120, insomma, un po' tante direi, ma se avete voglia di andarle a visitare, Piazza Municipio è proprio in centro a Vibo Valentia. Parcheggiate nelle aree d'intorno, che è meglio, e avrete modo, insomma, di apprezzare un bel po' della testimonianza dell'Alfa Romeo, della storia dell'Alfa Romeo nel nostro paese. Poi voglio dire, ci vanno pure con l'RZ, che se permettete è tantissimissima roba. Ho qui il vibonese.it che dà l'annuncio del raduno, niente, suona ma poi risulta occupata, allora si vede che è proprio nel bel mezzo della visita. Vabbè, Walter, noi ti salutiamo e ti abbracciamo. Nel frattempo il telefono comunque è aperto 0292947222 oppure 340 670 9659. Voglio ringraziare chi la settimana scorsa mi ha mandato la palette dei colori dell'Alfa Sud. Vediamo se poi riesco a recuperarlo tra i messaggi che mi avete mandato, perché era un bellissimo cadeau che mi avete fatto. Eccolo qua, aspetta che te lo rimando, Natalia. È stato Roberto da Monza che me l'ha mandata, la palette dei colori Alfa Sud, la possiamo proiettare serenamente. Ecco qui. Roberto, io ti ringrazio per avermela mandata. Questi erano i famosi colori che erano ispirati alle varie province e località turistiche della Campania, perché quando appunto venne avviato lo stabilimento di Pomigliano d'Arco nel 1972, la produzione ufficiale, dal 71 facevano gli esemplari di preserie, ecco, e facevano ovviamente i test. Le varie zone della Campania erano naturalmente utilizzate. C'era per esempio beige, eccoli qua, beige Kuma, colore metallizzato, arancio Capua, che poi è stato dal 77 al 78, beige Ponza 72-74, bianco Capodimonte dal 72 all'83, blu Posillipo sempre 72-83, blu Procida 72-74, bruno Cilento 79-83, giallo Pompei 76-79, giallo Pozzuoli 76-79, grigio Nisida metallizzato 74-83, grigio Somma, grigio Vesuvio. Poi abbiamo verde Faito, questo è un bellissimo colore, un verde molto intenso, e verde Ischia e verde Matese, molto elegante pure questo, gran colore, grandi colori. E appunto c'era questa
tendenza a chiamarli in questo modo. Poi anni dopo venne l'Apo alla Fiat e i colori diventarono rosso faccia da schiaffi, bianco Santarellina e colori vari ed eventuali del genere. Va bene, allora, che dire di più? Stavo dicendo il vibonese.it, Vibo Valencia si prepara a diventare capitale del motorismo storico col primo raduno nazionale Alfa Romeo Autostoriche, in programma oggi 16 e domani 17 maggio, evento che ha già registrato il tutto esaurito per quanto riguarda gli equipaggi partecipanti, sono 120 come ci ha spiegato il nostro Orazio Pennisi. 2 giornate dedicate alla passione per le auto storiche, all'eleganza del marchio Alfa Romeo, alla valorizzazione del territorio che trasformeranno il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. L'iniziativa, promossa dal sindaco Enzo Romeo e dall'assessore al turismo e cultura Stefano Soriano, segnala un passaggio importante per la città che entra ufficialmente nel circuito nazionale del motorismo d'epoca grazie all'inserimento dell'evento nei calendari RIAR, Registro Italiano Alfa Romeo e Passione Auto Classiche, oltre al riconoscimento di Calabria straordinaria. L'obiettivo è chiaro: usare il fascino intramontabile delle Alfa Storiche come strumento di promozione culturale e turistica. Il raduno infatti presenta uno dei punti principali del piano di marketing territoriale, la città di tutte le epoche, volto a valorizzare la cosiddetta Vibo moderna del Novecento, attraverso un connubio tra memoria storica, identità urbana, cultura automobilistica. Dietro il raduno c'è una macchina organizzativa articolata, costruita con una forte collaborazione istituzionale, determinante il coordinamento tra lo staff del sindaco, quello dell'assessore Soriano e la polizia locale, insieme al contributo operativo di Orazio Pennisi del Catania Club Alfa Romeo, indicato come figura centrale nel raccordo tra i vari club coinvolti. L'amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento all'ACI di Vibo Valencia, al direttore Saverio Ferrazzo per il preziosissimo apporto e competenze ed esperienza messe a disposizione dell'evento. Coinvolti nell'organizzazione anche numerosi club automobilistici provenienti da diverse realtà del sud Italia, tra cui quelli guidati da Fabio Ferraro, Walter Marano, appunto, Fabrizio Carriera, Antonio Celli e Enzo Iorgi, oltre ai club partecipanti coordinati da Giuseppe Marsico, Michele Brosio, Nicola Guarascio. Un contributo importante è arrivato anche da Antonello Pasqua per l'associazione Ipponio e Antonino Bianco per l'associazione Valencia. Il programma appunto partirà oggi 16 di maggio alle 14 con le verifiche tecniche in piazza Martiri d'Ungheria. Va bene, allora, se avete voglia di passare un fine settimana tra i motori, piazza Martiri d'Ungheria, o meglio nota come piazza Municipio, a Vibo Valencia is the place to be, oggi e domani, e divertitevi insomma, perché insomma ci fa piacere. L'amico Mico Gallo che ci ascolta da Taurianova, Mico, se tu vai per caso con la 164 lì da Orazio Pennisi e da Marano, insomma fatti riconoscere, lo dici che sei un nostro lettore e ascoltatore, voglio vedere il vostro selfie, mi raccomando. O se siete ascoltatori andate lì e vi fate la foto, ce lo mandate al 340 670 9659. Grazie a tutti, adesso Centro Ronchi e il resto della programmazione della radio, ci ritroviamo lunedì alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buon weekend. Avete ascoltato